Bebo Piras, ingoiate un rospo, no? Nel finale in vantaggio 2-1, a 5 minuti dalla fine il gol di Ferro, avete protestato, sembrava Toro con la palla e subisce che cosa? Un fallo? Io ero dietro, tu magari avevi frontale, cosa hai percepito? No, no, beh, ero lontano anche io, quindi dalla panchina non ho potuto vedere, poi dalle nostre immagini si vede un contatto sulla mano di Fabio Toro che stava intervenendo sulla In palla. genere il portiere è sempre tutelato. In genere è così, niente, è un discorso che non faccio, non cerco alibi che riguardano decisioni arbitrali, a volte capita contro, a volte a favore, quindi dobbiamo semplicemente accettarle. Niente, per me abbiamo fatto una gara eccezionale, la migliore da quando sono qua. Penso che questo sia il ragionamento su cui dobbiamo concentrarci. Confermo, vedendo la gara soprattutto di Castiadas, è proprio stata diversa. Tra l'altro voi iniziate benissimo e subito il gol quando state andando molto Esatto, stava bene. andando molto bene e la bravura è stata rimanere in partita e concentrati per poi riequilibrarla dal punto di vista dei gol, mantenere la gara la nostra gestione, perché di fatto la partita l'abbiamo fatta noi dall'inizio alla fine. Loro hanno fatto una grossa attesa e hanno cercato di sfruttare al meglio le palle native. Sono stati bravi in questo e niente. Pareggiate su calcio di rigore e il 2-1 è un Esatto. bellissimo lancio di Rosa, un aggancio perfetto di Azzei. Comunque si vede che volate entrare da lì, tra l'esterno e il centrale di Sì, sinistra. sì, e noi andiamo a cercare quel tipo di giocate quando non c'è la possibilità di sviluppare con un fraseggio corto, comunque c'è la possibilità di fare un attacco diretto. Siamo stati molto molto bravi a farlo, ma è stata ottima anche le azioni del primo gol, del rigore, abbiamo fatto veramente una bella gara. Sempre a sé protagonista anche sul rigore, una bella pedina, però poi oggi parti senza ragazzo, non stava bene, che è successo? Sì, non stava bene Mauro, ha fatto tutta la settimana indifferenziato, non stava al 100%, quindi ho optato per una scelta diversa. Comunque noi abbiamo degli attaccanti validi e bravi che possono sostituirlo, quindi è andata così. Hai chiuso anche con Manuel Pira, si rivede in campo, quindi stai recuperando un Esatto, bel esatto. protagonista. Sì, 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 Manu è una pedina importante per noi, tutta la prima parte del campionato è stato determinante. Manca da un po', manca da un mese e mezzo, quindi ovviamente farà un po' di fatica a rientrare. Oggi si è fatto i primi 20 minuti, quindi questo ci fa ben sperare. La classifica dice che con la vittoria del Guspini vi aggancia il Guspini, però comunque era importante tenere dietro il Sant'Elena e Sì, sì. soprattutto confermare il buon momento, perché comunque a livello di gioco ottima gara. Esatto, dici bene, dovevamo difendere questa terza posizione che abbiamo raggiunto con fatica, ci siamo riusciti. Sappiamo che comunque fino all'ultimo sarà una bagarre tra tante squadre, quindi che sia il Guspini, che sia il CUS, Castiadas, comunque fino alla fine c'è da lottare per il terzo posto. Quindi. Guardando il calendario, posso ipotizzare che domani sarai al CUS, come a vedere il CUS Terralba. Ipotizzi bene, sì, 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 sì. Quindi introduciamo il prossimo turno vostro, il Terralba non è uno scontro playoff, ma per il potenziale del Terralba è una squadra importante, quindi ennesima gara. Sì, sì, non sono gare per nulla semplici, perché comunque sono Terralba, Uta, sono squadre che si sono attrezzate per fare un campionato diverso, non hanno potuto fare, quindi adesso giocano un attimino con uno spirito un po' più rilassato, senza la pressione della classifica, con però delle individualità, un organico competitivo. Beh, al di là della classifica che è nettamente migliorata, ovviamente sei soddisfatto del fatto che comunque si vede un certo lavoro per come sta muovendo la squadra, per gli equilibri che sta trovando? Assolutamente sì, molto soddisfatto. Oggi veramente non posso dire nulla ai ragazzi, oggi è veramente una partita a motivo d'orgoglio che al di là del risultato ci deve dare una dose di fiducia importante. Facciamo sempre bene alcune cose, oggi veramente abbiamo fatto bene tutto. Ricordiamo che sempre qualche pedina importante vi manca, tipo dietro oggi non c'era più Luigi Sì, Porco, ma sì. state assorbendo un po' tutto Sì, bene. sì, si sono comportati bene Mattia Pinna, assolutamente, Mattia Seias, no, sono contento. Grazie Bebo, tanti complimenti e in bocca al Grazie, lupo per il grazie a finale. voi.